16 enormi sacchi di rifiuti speciali da 200 kg ciascuno abbandonati nottetempo nel piazzale di una ditta di Castelfranco Veneto. Grazie all'analisi del contenuto e alle telecamere di videosorveglianza del comune, gli autori dello scarico abusivo sono stati rintracciati e con essi una serie di aziende che si serviva di 3 soggetti rom, una donna e 2 uomini appartenenti alla stessa famiglia, per disfarsi illecitamente di scarti per il cui smaltimento altrimenti avrebbero dovuto pagare. I carabinieri del NOE, il nucleo operativo ecologico di Treviso, in collaborazione con Polizia Locale e ARPAV, hanno denunciato oltre ai 3 rom altre 9 persone, tra titolari, soci e dipendenti di 6 ditte con sedi nelle province di Treviso, Padova e Venezia, tutti indagati per gestione illecita dei rifiuti. Proprio una ditta padovana che si occupa di verniciature industriali aveva dato incarico ai rom di disfarsi di quei sacchi. I militari hanno documentato numerosi altri episodi analoghi. Un plauso all'operazione arrivato dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che ha ricordato come i danni che possono provocare i rifiuti non gestiti correttamente si scarichino sulla collettività. Non possiamo abbassare la guardia su questo fronte, ha concluso, che tra l'altro si può prestare a infiltrazioni da parte della malavita organizzata.